Oh, bentornati ragazzi, come va? Tutto a posto? Allora, benvenuti sulla terza lezione di informatica del Ciano, che abbiamo adesso anche al nostro immaginetta, questa qua, il pirata, capito? Questa immagine quasi è di Valentino Villanova, un grande fumettista. Allora, intanto partiamo con ringraziare Matteo Simeonato che mi ha deciso seguire, è il primo mio studente virtuale, ok, di questo corso, e ringrazio anche Nicola Cervo che spetta le mie lezioni come puntate da Casa de Carta. Per fortuna che non ti aspetti come fosse Breaking Bad, perché sennò andarissimo sempre peso. Benissimo, allora dai, rimettiamo se al lavoro. E adesso gli altri, hai visto il mio partito molto lento, molto tranquillo, perché come abbiamo detto, dobbiamo giocare, non dovremmo diventare matti. Però col tempo acquisiremo anche più velocità nel fare robe. Ma il metodo di apprendimento, la curva di apprendimento, quando si parla di informatica, è fatta sempre di un passo indietro e due passi avanti, un passo indietro e due passi avanti. Anche quando diventerei degli animali mitologici, potrà succedere che dice: ma come c'è che si faceva che roba che devo studiare all'inizio? Quindi fare 90 passi indietro e andare in cerca di nuovo di quella nozione. Quindi portate pazienza se magari qualche volta ripeto, ma l'informatica, come anche la musica, come qualsiasi altro, anche a fare scarpe, se ti ho fatto tante volte, dopo a fine te capi che ha confidenza, che è quella che ti fa diventare veloce nel fare le cose in sostanza. Allora, start, CMD, ormai dobbiamo imparare, CD, CLS, femo CD Svil, da qua femo code, punto, per aprire il Visual Studio Code nella cartella Svil. Ok, sappiamo che abbiamo la nostra partita che è Juventus versus Milan, guardate che qua deve ancora apparire il terminale, eccolo qui, quindi CD U, qua non so anche un po' di nozioni, CD faccio U e premo il tasto Tab e questo già capivo che esiste una cartella che si chiama Juventus versus Milan. Questo è perché dovremo anche imparare, soprattutto impareremo su sto corso, essere veloci, perché noi altri vogliamo diventare dei bravi programmatori, non vogliamo farsi venire tendiniti sulle mani a furia di scrivere. E quando che uno scrive tanto è un muso, non è il caso di farlo, insomma bisogna che adottiamo dei sistemi perché dobbiamo scrivere il meno possibile e avere più tempo invece per pensare alle logiche, a fare un buon lavoro. Juventus verso Milan, npm start, e mi pare che questo qua lanciava il React, quindi lo faceva eseguire, il React si faceva tutte le sue storie e mi lanciava un sito internet. Non voglio ora questa roba, bene, quindi mettiamoci di nuovo con le due schermate vicine, ecco qua il nostro sito. Allora analizziamo velocemente quello che è la cartella che mi interessa, che è source, ok? Abbiamo detto che esiste l'index.js che è JavaScript, ok? E è quello che viene eseguito in prima istanza, cioè tutte le applicazioni React è un unico file index che al suo interno contiene tutto quanto che viene eseguito in tempo reale, in sostanza un JavaScript enorme che viene eseguito, che mostra schermate, che te clicchi sul menu, te vai su stata schermata, sui prodotti, sul carrello, è tutto un lavoro fatto dinamico in quel momento là. E dopo impareremo anche a creare delle pagine statiche, perché i siti adesso quelli di una volta, in sostanza si cerca di fare dei siti più statici possibili, cioè che abbia tanti file HTML, che sia statici, che sia fissi, che abbia già tutto il contenuto dentro, perché sia velocissimi da caricarsi, invece di dare il compito a JavaScript di caricarli ogni volta in quel momento. Quindi ogni utente che accede a quel sito deve stare lì a aspettare che JavaScript ti fornisca, cioè, tutta la grafica di quella pagina. Se riuscissimo a crearle già con dei sistemi particolari già anticipatamente, i clienti si trova già pronte e vede immediatamente. Però per il momento tutto viene creato dinamicamente. Vediamo cosa che succede. Allora,
apriamo a tutto schermo questo così capiamo meglio. Vediamo di capire un attimo cosa sono queste robe. Noi ne conosciamo ancora ben, però vediamo che sono degli import. Vuol dire che in questo file di testo noi importiamo le librerie, dei file, importiamo delle cose. Vediamo per esempio che importiamo React DOM, client, chissà cosa che sia, però React è la nostra piattaforma, quindi è quella che ne dà tutte le istruzioni. Poi importiamo dei fogli di stile index CSS, che è questo qua. Poi importiamo questo file app.js, che è la nostra pagina principale del sito, che abbiamo visto l'altra volta. Importiamo questo report web vitals, che questo qua ve lo accenno solo se un modo di testare le vostre pagine. Noi impareremo adesso sta roba, però se è utile sapere anche quanto tempo che impiega a crearsi queste pagine, se si può ottimizzarle e via dicendo. Quindi questa roba potremo implementarla e fare in modo che ogni volta che viene a eseguire il nostro sito, che viene viste le varie pagine, ne crea dei report, dei log da qualche parte, che ne dice che ho iniziato a quell'ora, che ho finito a quell'ora, che i minuti e che i secondi, e così è tutto più se possiamo analizzare maggiormente il nostro sito. E vediamo poi cosa succede. Lui crea una costante root usando questo famoso React DOM e dice vabbè, devo creare una root, cioè devo creare una radice di tutto il mio sito. Cosa sarà mai? Boh. So solo che lui sul documento va in cerca dell'elemento che si chiama root. Abbiamo detto che tutto poi diventa un'unica pagina statica, index.html, eccola qua, che avrà un body e avrà un unico div che si chiama proprio root. Quindi ancora una volta ripetiamo che React è una pagina internet che ha un body con un unico div che si chiama root, e quindi qua dentro JavaScript si esegue in modo dinamico. E quindi questo JavaScript dice beh, prendimi questo elemento root, questo div che sta nella pagina, e creami la mia root dinamica. E cosa devo fare con questa root? Beh, mi renderizzi quello che c'è qua dentro, cioè te mi spalmi a schermo, te lo crei in quel momento sta roba qua. Madonna, cos'è sta roba? React strict mode, cos'è sta roba? Non state a par paura. React.strict mode è una proprietà di React che se racchiudiamo tutta la nostra applicazione dentro a quelle istruzioni, a quei tag, succede che ne viene da un aiuto in termini di warning, di avvisi, di errori, per capire se abbiamo scritto bene, se che errori logici, di sintassi o cose del genere. Quindi vabbè, assieme là, insomma, sta così gentili anche di darne questo ulteriore aiuto. App invece cosa è? Abbiamo importato se nella stessa radice dell'index che aveva un file che si chiama app, che è questo app.js. Come vedi qua non so che sta scritto app.js, se bisogna ometterlo in sostanza. E quindi tutta la nostra applicazione è esattamente questo file app.js che abbiamo visto l'altra volta. Che figo! Beh, io racciapo tutto sto file e lo butto via. Semplicemente. Quindi adesso dobbiamo guardare se la nostra pagina è vuota. Non ora. Ecco qua, abbiamo una pagina vuota. E se ben, perché dovremmo iniziare anche l'app CSS, buttiamo via, non mi interessa, e dovremmo iniziare in modo pulito il nostro ambiente di sviluppo, così capiamo anche cosa è questo app.js. Non è altro che un contenitore, ok, una scatola che mostra tutto il mio sito. E quindi esiste delle scatole in sostanza in JavaScript. Sì, è quella cosa che per chi che non è esperto di programmazione si chiama programmazione a oggetti. Cosa vuol dire? Che tutto nel mondo è un oggetto. La terra è un oggetto, l'uomo è un oggetto, una scarpa è un oggetto, una vongola è un oggetto, l'universo è un oggetto. Che al suo interno questo oggetto contiene delle proprietà, contiene delle funzionalità e delle possibilità di muoversi, di produrre qualcosa, di mostrare qualcosa. Bello, figo. E ora che abbiamo capito che React è fatto da scatole. Abbiamo una scatola grande che è la nostra applicazione e al suo interno metteremo altre scatole più piccole che saranno le nostre pagine dell'applicazione, che saranno i vari prodotti, il menu, le funzionalità, newsletter, i pulsanti, qualsiasi roba che noi vediamo su un sito internet non è altro che scatole con dentro delle scatole con dentro delle scatole. Molto semplice come concetto. Allora, questo è un file di testo JavaScript.
un file di testo ignorante totalmente. Dovremmo dirgli a tutto questo sistema che abbiamo qua a sinistra che dovremmo lavorare con React, quindi importiamo il nostro React, perché se è il linguaggio di programmazione con il quale lavoreremo, component, che ne serve, from React. Cosa vuol dire questa dicitura? Vuol dire che noi from React, dove c'è sto React qua? Se dentro Node Modules, che è quel famoso posto dove sta tutte le istruzioni del mondo, dentro Node Modules che abbiamo React, eccolo qua. Quindi da questa mega libreria React noi estraiamo un componente che si chiama React con la R maiuscola, e questa cosa qua che è un component, vedrete che se queste famose scatole, ok? Quindi mi serve tutte le istruzioni di React, ma mi serve anche l'oggetto scatola, che non farò altro che duplicarlo sto oggetto scatola. Figo. Ecco, come se che si definisce ora che questa è una scatola, basta dire class. Vedrei in tanti linguaggi di programmazione che classe è bene o male il nome che diamo a queste scatole. Questa classe, diamo che un nome, chiamiamo mia app, anzi facciamo in inglese perché impariamo anche questa roba, my app, estende cosa? Il component. Wow, cosa vuol dire sta roba? Vuol dire che il component è un modello di scatola che va bene per tutti. Allora la mia app estende questo modello di scatola. Vuol dire che mi ciapo tutte le proprietà di questo modello di scatola, è già programmazione oggetti, sta roba, e dico che la mia app sarà esattamente quella. Quindi delle persone gentilissime che già crea questa roba una volta, che è piena di proprietà, e mi non faccio altro che ciaparmi a usarmi a modo mio. Che figo. Cosa ha sta scatola dentro? Beh, intanto sapea come legge, dopo capiremo cosa che sono tutte queste robe. Ha un stato, un state, e poi dovrà renderizzare qualcosa, dovrà mostrare qualcosa sullo schermo. Si scrive render aperta chiusa parentesi, poi si scrivono le graffe e dentro si fa return as quello che mostreremo allo schermo. Lui qua ci dà un po' di alerts, di avvisi, cioè ti dice guarda che servono delle altre cose. Va bene, facciamo un div e scriviamo ciao mondo. Allora, ancora che abbiamo un warning che dice che la mia app è dichiarata ma non è mai usata. Cosa vuol dire? Che c'è questo oggetto qua, come faccio a usarlo fuori? Bisogna dire export default my app. Scrivendo questa parolina magica alla fine, chiunque usa questo file app sa che può usare questo nome myapp. Questo myapp è quel nome che mi userò all'esterno. Allora l'index che importava questo file app.js userà quella cosa che all'interno si chiama myapp e me la metto anche qua e salvo. Ecco, se vediamo il file mi dice ciao mondo, che è esattamente quello che volevo, insomma. Allora ritorniamo a capirlo. L'index importa un file che si chiama app.js e al suo interno prende quella cosa che si chiama myapp e la usa come tag già con la sua chiusura e dice boh, lanciami tutto quello che c'era dentro. Andiamo a vedere dentro l'app cosa c'è. C'è un div di ritorno che dice ciao mondo. Ecco, è chiaro quindi che vi capivo come si fa. A sto punto, se mi volessi fare un altro pezzetto della mia app, per esempio il menu, dovrei chiamarlo menu.js, dovrei chiamarlo menu.js e dire import react component from react, ok, e class menu extends component arci. Cos'è sta roba qua? Siamo dei somari. Ok, io devo capire una roba da sto corso, che quando scrivemo già a seconda volta le stesse cose che abbiamo scritto prima siamo già dei somari. Sì, perché come che abbiamo detto all'inizio, noi altri non siamo qua per fare un corso per diventare dei dattilografi. Non dovremmo farci venire a tendinite sui dei per digitare cose che abbiamo già digitate prima o che sono sempre le stesse. Avuto che qualcuno non abbia già pensato a fare che queste cose sia facilmente scrivibili, sì, oggi impareremo quindi una cosa nuova. Lasciamo stare sto menu, lasciamo per dopo.
Andiamo su questo pulsante qua del Visual Studio Code, che sono le estensioni. Qua scriviamo React, ok, aspettiamo che io cerca in internet tutta sta roba, React Simple Snippets. Cosa sono gli snippets? Vedete qua cosa sta facendo lui? Io praticamente scrivere delle cose molto abbreviate, CC per esempio, e lui che scrive già tutto il codice relativo a quello snippet. Quindi se voi andate qua dentro, installate il Simple React Snippet, cosa succede poi? Che se andiamo sul nostro menu, coglieremo di fare, e facciamo che sarebbe tipo import, vedi che si sa di suggerirmi, però r, importami il React, e anche il c che è il component, rc, invio, guarda, cosa ho fatto di tutto, scusa se non mia voglia mi scrivere tutta sta roba ogni volta. Bene, adesso però cosa è che roba che scrivevo, class, cioè scatola che dovevo definire, semplice, cc. Allora class component, vedi prima scritta, mi dà già il suggerimento, lo snippet, che do invio, e io mi si posiziona già sul nome, quindi lo chiamiamo menu, vedi che si scrive sia sopra che sotto, così mi fa risparmiare anche dover da sotto a riscriverlo, e mi fa già un return, basta solo dire che cosa ritornare, questo è il menu, ok, ecco qua, in 2 secondi ho scritto tutto, riproviamo perché è troppo figo. imrc, importami React del component, e cc, vediamo il nome, menu, e dopo che diciamo cosa ritornare sullo schermo, div, e questo è un menu. Fantastico. Spiego anche quest'altro trucchetto qua, che vedevamo menu su 2 posti diversi, io quando te digitavi io scriveva contemporaneamente. Qua facciamo un esempio, mi faccio caffè, latte, caffè, latte, ok, facciamo finta di fare così, e un altro do. Tante volte scritto caffè, tante volte scritto latte. Vedi in Visual Studio che quando seleziono latte o seleziono caffè, questo mi si seleziona, cioè vedo che io riconosce che è scritto in altri posti. La roba bella è che se faccio CTRL D di domoso, io ogni CTRL D che faccio, riprovo, CTRL D, CTRL D, CTRL D, io mi seleziona tutti. A quel punto mi si crea tanti cursori e posso scrivere quello che voglio, e scrivo te, ok? E scrivo camomilla, posso andare avanti, posso andare a capo, vedi cosa che succede? Quindi ricordiamoci assolutamente che col CTRL D potremo duplicare il cursore quante volte che vogliamo, qua che è un errore. Quindi per esempio se menu non mi piace più come è scritto, chiamiamo my menu, ok? Ecco, ho fatto CTRL D, tac, CTRL D, CTRL D, menu, troppo figo. Addirittura siamo già passati del livello, cioè adesso siamo da batterio, siamo diventati anemoni. Ecco che proprietà ha l'anemone, che è un organismo già un po' più complesso, però sta fermo dove che sta e aspetta che robe che arrivi quelle comode. Insomma, difatti siamo furbi, aspettiamo che ne arriva le nostre robe comode, usiamo i snippet per scrivere meno codice possibile. Cosa abbiamo imparato da questa lezione? Che React ne dà la possibilità di definire dei scatole che si chiama classi, che ha un nome che estende questi component di React. Dentro qua chissà cosa che succederà, però mi so che posso dividermi tutto il sito in classi e in pezzi. Ecco, vi do già un'altra idea di cosa è la potenza che ha questi components. Se mi faccio un product, no? Un prodotto, e dico imrc cc product, ecco, e facciamo così che questo è un div e questo è prodotto, qua che sarà l'immagine del prodotto col prezzo, tutto quello che vogliamo. Andiamo a inventare una scatola che si chiama prodotto. Questa scatola potremo usarla 1.000.000 di volte su tutte le pagine che vogliamo, su tutte le altre scatole che abbiamo dalla nostra app. Potremo prendere questo prodotto e riusarlo quante volte vogliamo. Una volta invece in JavaScript, ogni volta che facevi una pagina nuova, si ricominciava dall'inizio, bisognava scrivere sempre codice JavaScript. Qua invece con la programmazione a oggetti, una volta definita una classe, la usiamo dove che vogliamo.
basta solo importarla, come che si vede qua, come che si vede sull'index del nostro sito, che si importava questa classe che era la mia app intera, la mia scatola grossa, e la si usa semplicemente usando il tag così. Quindi fermo giusto l'ultimo colpetto di queste lezioni. Allora qua fermo importami il prodotto from punto slash pro. Allora che sa io suggerirmi, sa capito che esiste questo file che si chiama product, che sta nella radice principale di questo progetto. Boh, adesso ho messo un warning, dice sì, ti ho dichiarato che importava, ma non ti ho usato. Allora, ciao mondo, mi metto qua sotto, uso il tag classico con la chiusura immediata in linea e dico, vabbè, dentro questo render mostrami un div con scritto ciao mondo e col prodotto. Andiamo a vedere il browser. Allora, ciao prodotto. E a figata c'è che se mi faccio, come si fa a fare sta roba? Guarda che bello così. Allora se Shift Alt freccia giù, guarda quante volte che duplico una linea, una riga, bellissimo. Vabbè, fermo 3 volte il prodotto, salvemo, andiamo a aprire il browser. Prodotto. Posso farmi gallerie dei prodotti, posso fare dei cicli che mi mostra tutti i prodotti che voglio. Questa è la teoria dei components. Spero di essere chiaro. Se avevi qualche dubbio scrivemelo qua. E intanto siamo contenti di essere diventati dei anemoni. Speriamo di essere contenti. Ci vediamo alla prossima lezione.